Tisca, cavolo scheglia, su Pep. Tisca, hai capito chi? Pep la scheglia, bravo. Allora, lo so che hai finito appena di giocare, anzi, studiati, cioè, asciugati, non sia mai a dire. Allora, Tisca, veloce te ne faccio andare. Allora, o ti ho fatto i complimenti, ma che ne parliamo a fare perché tu ce ne stai facendo andare carico di meraviglie a tutti quanti i tifosi del Napoli. Ma io una domanda te la devo fare, ma tu dove stavi attivato? Cioè, tu eri conservato. Com'è possibile che un giocatore ha così fatto, così, che tu veramente ci fai rimanere così a tutto il mondo? Cioè, non lo sapeva nessuno, anche i più grandi esperti. Guarda, mo ci stanno tutti questi scienziati del pallone, no? Che ti danno, non possono essere, questo, captato tecnico, non sapevano proprio. Ma i tale scout, cioè i tale scout che scendono di casa, che lo fanno proprio come fatica, che sono cioè, individuare i giocatori forti. Allora scusami, chi se non vanno a fare proprio niente, allora, secondo me danno una comare, dicono alla moglie, amore, vado a vedere dei giocatori all'estero, e poi si giornano alla becca. Non lo so, cioè sto facendo mille pensieri. Scusami, dove giocavi tu in Georgia? Dietro ai Murilli, cioè stavi sotto una campana, com'è possibile che non l'hanno mai vista? Cioè, parliamo di Dio, siamo andati bene noi, ma io veramente non riesco a capire. E giuntomi, cioè, t'ha trovato, non lo so, forse perché non è una comanda, non lo so, De Laurentiis, che ne sapeva, cioè, forse è venuto quando si è nato, qua alla clinica, ce l'ha detto mamma, signora Laura Scheggia, non so come si chiama mamma, assipata a me, facendo la vallicia, no, e poi vengo a pigliare quando si fa un po' più grosso. Ma guarda, veramente non so che pensare. Ma allora, tu tra l'altro, non ti rimani la fascia proprio un campione, cioè io quando sei venuto, pare piccolo un guagliettone, come devo dire, bravo ragazzo, parevo un guaglione che sta sullo studio delle analisi, che tu là uno arriva, senti, deve fare una risonanza magnetica, ma ce l'avete l'aspettativa, l'impegnativa? Chi lo fai? Guaglio, io non tengo parole, cioè tu veramente mi fai incantare pure stasera, cioè tu comunque biccoscio, sai che fai, arravogli, sciaravogli, babbe stare veramente fai umani, dici ma ragazzi vi stai passando, ci stai passando, chi? Vabbè. Allora, frate, acchiapparmi, rimettetene a stipate come danno a stipate in Georgia, e brimmici, scusa, io sono a San Giorgio, tu sei da Georgia. Ebbene a San Giorgio. Si da Georgia? Ebbene a San Giorgio. Ciao, aglio. Tanti saluti. Ciao, cabra. Su Pepra. Ciao.